Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto a tutti voi e un ringraziamento particolare a prestigiosi ospiti come il dottor Mario Bertolissi, professore emerito dell'Università di Padova, a Guido Rivossecchi, ordinario di diritto costituzionale dell'Ateneo Patavino. Stanno arrivando anche il segretario della Giunta regionale, il dottor Lorenzo Traina, ma è appena finita la giunta, quindi sono in viaggio lui e l'assessore Calzavara. Quindi noi intanto iniziamo e quando arrivano li faremo accomodare e intervenire in corso d'opera. Un grazie sentito a quanti si sono prodigati per il rilancio della rivista Il diritto della Regione, che permettetemi ho fortemente voluto. Lo ricordavo prima anche al professor Bertolissi, quando ero assessore al bilancio avevo la delega in giunta di seguire anche la rivista e partecipavo anche ai comitati che andavano a indirizzare e a mettere in pratica appunto poi una rivista che è sempre stata punto di riferimento per il settore pubblico non solo in Regione Veneto ma anche ben oltre. Quindi questa, quando ho potuto, l'ho fortemente voluta come ripresa e devo ringraziare il dottor Valente e Alessandro Rota che su questo hanno lavorato in maniera encomiabile, loro e i loro collaboratori del Consiglio regionale, il cui impegno non è mai venuto meno, nonché un grazie a tutti i docenti universitari e gli atenei che con i loro contributi hanno reso possibile la ripresa delle pubblicazioni. Oggi è un giorno particolare, il 4 aprile è l'anniversario dell'assassinio di Martin Luther King, premio Nobel per la pace nel 1964, bandiera della non violenza, uomo che si era battuto per il riconoscimento dei diritti della comunità afroamericana nella difesa del principio dell'uguaglianza, principio fondamentale del diritto sovranazionale e uno dei pilastri della cultura e identità europea, nonché della Costituzione italiana, che all'articolo 3 non solo enuncia, ma lo sostanzia ponendolo in stretto collegamento con l'articolo 5, con il quale la Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La combinazione di questi due principi è uno dei tratti più originali della Costituzione italiana ed è di straordinaria attualità visto il dibattito odierno che rilancia il tema del regionalismo. Non a caso credo che il sesto punto dell'appello ai liberali forti che dava vita al Partito Popolare Italiano, su cui i nostri parlamentari dovrebbero riflettere, sia tutt'oggi validissimo. Libertà ed autonomia degli enti pubblici locali, riconoscimento delle funzioni proprie del comune, della provincia, della regione, in relazione alla tradizione della vita locale, riforma della burocrazia, largo decentramento amministrativo ottenuto anche a mezzo della collaborazione degli organismi industriali e agricoli e commerciali del capitale del lavoro. Parole che non hanno perso la loro forza e vitalità. La rivista Il diritto della Regione era nata nel 1983 in un contesto storico particolarissimo. Con la conclusione del processo dell'assassinio di Aldo Moro, nei fatti si era segnata la sconfitta non solo militare ma anche politica e culturale del terrorismo che aveva insanguinato il decennio precedente con il Veneto, le istituzioni democratiche e le università, in prima fila nella lotta contro l'eversione e la difesa della democrazia. È doveroso, e non solo visto in un contesto odierno, ricordare a questo proposito la straordinaria figura del professor Livio Paladin, padre dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, preside nel cuore degli anni di piombo della facoltà di giurisprudenza a Padova dal 72 al 77, anno in cui fu nominato giudice della Corte Costituzionale, di cui divenne anche presidente, prima di essere chiamato a guidare il Ministero Affari Regionali del sesto gabinetto Fanfani. Convinto sostenitore del regionalismo come strumento di libertà nella visione unitaria della nazione,
Paladin fu tra i primi ad intravedere i rischi del centralismo statale e di una possibile involuzione democratica, sottolineando come sistematicamente lo Stato avesse negato alle regioni una reale potestà fiscale, predeterminando tutte le fattispecie impositive, vanificando l'autonomia tributaria regionale e sminuendo la portata innovatrice che le regioni avrebbero potuto portare. Ho citato questa grande figura del diritto italiano, la cui cultura e integrità etica e morale nessuno può dubitare, per sottolineare il ruolo che ha il dibattito culturale e il confronto di approfondimento e studio nell'ispirare e guidare i processi innovativi e la necessità dell'adeguamento delle norme ai nuovi tempi. Questa rivista era nata proprio con questo scopo, in anni in cui l'Italia si respirava decisamente il bisogno di autonomia e si era capito che il regionalismo avrebbe potuto essere la chiave di volta della modernizzazione del Paese. Oggi come allora, soprattutto se guardiamo alle grandi sfide che abbiamo davanti a noi, a iniziare dall'impatto che avrà l'intelligenza artificiale nell'elaborazione del diritto, oltre che nella vita comune di ciascuno di noi. Pensiamo alle sfide dell'economia e delle piattaforme, ai problemi che esse pongono anche solo in materia fiscale, tema strategico peraltro per la democrazia. La rivista Il diritto della regione è dunque uno spazio di confronto e contributo vieppiù necessario, perché viviamo anni difficili, segnati purtroppo dalla troppa improvvisazione e dalla troppa incompetenza, utilissima a chi detiene il potere reale, una incompetenza che è alimentata alla lunga porta alla notte della ragione. Contro questo buio abbiamo bisogno della luce della scienza e dell'intelligenza. Abbiamo rilanciato la rivista Il diritto della regione perché essa può diventare un momento forte di ispirazione per gli amministratori locali, per chi vive e lavora nelle istituzioni democratiche e per quanti hanno a cuore le sorti del rinnovato democratico del nostro Paese, del rinnovamento, democratico del nostro Paese. Mi scuso se ho abusato della vostra pazienza, ma ci tenevo a fare un intervento importante per questo momento. Ripeto, abbiamo fortemente voluta questa ripresa, anche portando la carta di nuovo fra le mani di chi vorrà consultare questa rivista. Questo verrà inviato ai nostri comuni, alle nostre biblioteche, perché possa diventare punto di riferimento per chi opera nel settore pubblico e per chi vuole veramente anche contribuire a far sì che il sistema pubblico sia sempre più adeguato ai tempi e alle necessità dei nostri cittadini. Ringrazio l'amico assessore Calzavara, che è arrivato appunto appena finita giunta, e il segretario generale Traina per la presenza. Io inviterei qui Calzavara per un intervento a nome e per conto del presidente Luca Zaia. Prego Francesco. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Porto naturalmente il saluto del Presidente Zaia, che è appena atterrato da Roma, dove in questi giorni, come sapete, si sta lavorando affinché quel sogno, quell'idea, quella volontà del popolo veneto espressa qualche anno fa inizi concretamente a prendere una forma vera e inizi a dare quelle risposte che una regione come la nostra si aspetta. E quindi vedere oggi riproporre questa pubblicazione è qualcosa che credo accompagni in maniera forte, seria, con dei contributi importanti, quel percorso che ci vedrà impegnati dal momento in cui verrà approvata l'autonomia, perché credo che siamo tutti quanti consapevoli che quello sarà il primo passo. Non sarà l'arrivo dell'autonomia, ma ci sarà bisogno di avere contributi da parte di tutte le intelligenze che ci sono all'interno di questo Veneto, anche della capacità di un confronto con chi magari vede alcuni passaggi non così chiari ed evidenti, o rischia di pensare a una frantumazione dello Stato italiano invece di non quella che riteniamo sia l'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori regionali, locali, nel migliorare la qualità dell'amministrare la loro regione. E quindi credo che uno strumento come questo, che diventa anche uno strumento di confronto, sia assolutamente contemporaneo e necessario in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito col proprio pensiero,
all'interno di questa rivista, di questa pubblicazione, che speriamo abbia la massima diffusione e possa diventare proprio un tavolo di scambio di idee, di interfacce, perché credo che poi il confronto aiuti tutti quanti a crescere e a migliorare, convinti come siamo che nel corso dei prossimi mesi e molto probabilmente la prossima legislatura questa Regione dovrà affrontare un tema straordinario come quello che speriamo possa arrivare in primis in una regione come il Veneto, che è stata quella che più di ogni altra ha voluto l'autonomia, perché credo che sia chiaro a tutti che se non ci fosse stato il referendum della regione del Veneto, se non ci fosse stata la forza propulsiva del Presidente Zaia, molto probabilmente l'autonomia sarebbe rimasta un'altra di quelle tante richieste che sono state fatte negli anni. Oggi si sta concretizzando, sta a noi avere la capacità, la forza e l'intelligenza di portarle avanti con dei pensieri forti come quelli che sono scritti all'interno di questa rivista. Poi credo che le sensibilità che c'è all'interno della Regione, le competenze che fortunatamente abbiamo, ringrazio la presenza del professor Bertolissi, insomma, che su questo insomma, è sempre stato al fianco del Presidente Zaia per far comprendere come questo percorso autonomista non è un percorso di egoismi, ma è un percorso invece di responsabilità, possa in un prossimo futuro permettere a questa Regione di avere tutte le carte in regola per continuare ad essere un elemento trainante della nostra nazione, grazie alla buona amministrazione, grazie al lavoro fatto dal Consiglio regionale e credo anche qualche volta dalla Giunta regionale. Grazie a tutti e buon lavoro. Ecco qua, questi qui poi ve lo passate voi due. Credo che intervenga prima lei dal programma. Sì. Chi inizia? Se vuoi iniziare in casa. Beh, buongiorno a tutti, è con grande piacere, ma devo dire anche con grande emozione che prendo la parola io, ecco, dopo che ha parlato sia il Presidente del Consiglio che l'assessore Calzavara. Mentre ascoltavo entrambi i discorsi, mi è venuto in mente proprio che nel 1983, quando nacque la rivista, nacque in realtà non come proprio una rivista, ma come un commentario alle decisioni del Comitato regionale di controllo, che era l'organo di controllo per gli enti locali. Fu sicuramente una creazione del presidente Bernini, che appunto nel 1980 aveva iniziato la propria legislatura, e se il primo decennio era stato, diciamo, una delle legislature di costruzione della regione, quel decennio di Bernini che iniziava era sicuramente l'inizio dello sviluppo dell'ente regionale, soprattutto dal punto di vista legislativo. Io ho fatto un po' di mente locale ricordando che in quel quinquennio, nel 1980, mi fa piacere che c'è anche il dottor Zanetti, che è stato segretario della Giunta e collaboratore del presidente Bernini, ma che ben si ricorda di quello. Io non c'ero ancora, ero all'università, e in quel quinquennio appunto nascono le prime leggi importanti. D'altra parte il DPR 616 nel 77 era stato appena varato, e quindi in quel quinquennio diciamo, ricordiamo le principali leggi, tipo la prima legge sulle infrastrutture, la prima legge sull'urbanistica, tutto il pacchetto delle leggi della cultura, eccetera. Però ecco, in quel periodo chiaramente era una creazione di tipo giuntale, il Consiglio non era stato coinvolto come lo è stato coinvolto in questa rinascita, perché io parlo di rinascita, è vero, la rivista poi è nata nel 1989 come vera rivista, ha avuto un proseguo,
poi diciamo si è persa nel tempo e diciamo l'anno scorso c'è stata questa iniziativa sia del presidente Zaia che del presidente Ciambetti di voler ricostituire la rivista con questa sinergia tra giunta e consiglio. Io quando mi è stata proposta l'ho trovata un'idea bellissima, perché chiaramente i tempi sono cambiati, abbiamo un ufficio legislativo oggi e un servizio studi e ricerche diciamo molto consolidato, abbiamo una biblioteca che è il fiore all'occhiello della nostra regione e quindi la collaborazione coi colleghi della Giunta io credo che è importantissimo, perché io ricordo sempre che la regione è unica, 2 sono gli organi principali, oltre il presidente della regione, giunta e consiglio, e questi 2 organi fanno parte della regione, quindi è giusto che entrambi questi 2 organi diciamo collaborino attraverso le proprie strutture. Quindi sono molto contento sia di avere a fianco il dottor Traina come anche il dottor Milan, che diciamo fa parte del comitato di redazione. La prossima settimana verrà lanciato questo call for paper, quindi inizieremo a raccogliere i primi articoli. Io sono contento qua di vedere tra il pubblico giovani funzionari che sono stati appena assunti, quindi io diciamo, mi rivolgo soprattutto a loro, anche diciamo a quelli che sono da qualche anno qui, ma soprattutto a loro, che possono avere quell'entusiasmo, quella capacità di studio, di approfondire la materia, che è molto importante soprattutto al mondo scientifico, al mondo accademico, perché senza questa loro partecipazione, senza loro questo contributo, io credo che anche il mondo accademico diciamo possa non possa avere quel vantaggio nel poter studiare, nel poter approfondire dal punto di vista scientifico la materia. Io ringrazio, mi fermo qua e passo la parola al dottor Traina, visto che è il mio collega vicino. Buongiorno, ha già detto benissimo il collega. Anch'io, i nostri studi universitari ci hanno insegnato che esiste una Costituzione materiale, esiste una Costituzione formale. L'Europa ci ha tradotto e applica continuamente il principio di sussidiarietà. Ecco, purtroppo nei nostri atti non sempre riusciamo a tradurre questi, che sono principi sacrosanti, in azioni amministrative. E intendo, rispetto a una riforma che fu approvata appunto dal Parlamento già 20 anni fa, ecco, dover non riuscire ancora ad avere un disegno organico, ecco, di autonomia, effettivamente ci spinge quotidianamente a un ulteriore impulso e un'ulteriore forza, come si diceva, di attenzione. La rivista, come diceva il collega, vuole essere questo, vuole essere un momento di riflessione. Il Veneto ha la fortuna di avere le migliori menti. Ecco, alla mia destra vedo c'è il professor Bertolissi, che ha insegnato a intere generazioni il concetto di autonomia e di responsabilità. L'autonomia è essenzialmente responsabilità. Senza autonomia non c'è responsabilità, credetemi. Lo viviamo quotidianamente, non sarà certo una giurisdizione contabile o una giurisdizione amministrativa. La responsabilità va esercitata quotidianamente nei nostri atti e nelle nostre azioni. La responsabilità poi viene proposta all'avacro elettorale, il popolo è chiamato poi in sede elettorale a esprimersi sull'esercizio di questa responsabilità. Ecco, non possiamo frustrare ancora ulteriormente le aspettative dei cittadini, di noi tutti, perché ci troveremo ancora per l'ennesima volta ad avere uno iato sempre più profondo tra la Costituzione formale e la Costituzione materiale. Ecco, questo è il nostro impegno e vedo che quest'Aula è la degna e la più illustre sede per rinnovare e celebrare. Grazie. Perfetto.
Allora io passerei la parola al professor Bertolissi. Vorrei ricordare che il professor Bertolissi era membro del comitato nel 1983. Vorrei ricordare che anche il presidente di quella rivista era Mirko Marzaro, che ha quasi 102 anni e a cui voglio rivolgere un applauso perché è lucidissimo, ancora in attività, e quindi era lui il presidente, mentre il direttore scientifico era, dopo lo ricorderà meglio il professor Bertolissi, il professor Mazzarolli, mentre il professor Mario Bertolissi era un giovanissimo professore a cui passo una parola. Sì, il ricordo di queste date ha il suo peso, perché dicevo adesso qui, ricollegandomi anche a quello che ha detto il Presidente del Consiglio regionale prima, 1983-2023 sono 40 anni. Non sono pochi, quindi diciamo che io vengo dall'aldilà per molti aspetti. Ecco, dall'aldilà che cosa vedo? Vedo che rispetto al 1983 abbiamo scollinato, e quindi l'idea che si può sempre salire è tramontata da un po' di tempo e adesso siamo nella fase discendente. In un tempo in cui bisogna destreggiarsi, capire da che parte si va, e da questo punto di vista è importante saper colloquiare. Credo che l'esperienza del passato, quella che ho vissuto io per la bellezza di 26 anni, perché 1983-2010, tranne il 1987 in cui non è uscita, e vi dico anche perché è una cosa che ha un suo tratto di nobiltà. Comincia la seconda legislatura comunque di rilievo, lo ricordo, e il presidente Bernini intende inserire nell'ambito del comitato scientifico una persona a lui gradita. Non aveva chiesto l'opinione al professor Mazzarolli, ci siamo dimessi tutti. Credo che sia un istituto fondamentale da ricordare, a onore in modo particolare del direttore di allora. Successe un grande ed illustre professore, il professor Giorgio Berti. E noi, la rivista che è uscita per 26 anni, togliamo il mio nome, ma gli altri sono nomi di grande rilievo. Quando si parla di regionalismo, di regioni, credo che davvero non ce ne sia una che ha potuto beneficiare dell'apporto di studiosi di questa caratura, perché è stato ricordato prima dal Presidente, il professor Livio Palladin, e cioè il mio maestro, perché è l'unica cosa che davvero conta nella mia vita, il professor Feliciano Benvenuti. Chi l'ha conosciuto sa quale fosse la sua classe, il suo sapere e il suo fascino. Quando io ho scritto una sorta di editoriale, di ricordo, ho proprio concluso così, che c'era il desiderio di sentirlo ed ascoltarlo, perché le riunioni che facevamo dei comitati erano tutte, dall'inizio alla fine, quando io ho partecipato con i vari direttori naturalmente, una occasione per discutere serenamente dei problemi delle persone, delle famiglie, delle imprese e delle amministrazioni. E credo che la ripresa del cartaceo, perché quando dice si è interrotto, insomma ci sono stati problemi dopo il 2010. Io ricordo che il New York Times era uscito in quegli anni dando atto di indagini le quali ipotizzavano che il cartaceo sarebbe finito di lì a qualche anno. Prevedeva anche il suicidio della sua testata. Io mi ricordo che ero presidente dell'editoriale Il Gazzettino e si discuteva allora, ma cosa capiterà? Il libro multimediale, tutti che lo leggono, ci portiamo dietro biblioteche. Voi sapete che questa vicenda adesso ha mostrato tutti i suoi limiti ed ecco, abbiamo ripreso in mano la carta che ti consente soprattutto di riflettere, e riflettere vuol dire dotarsi delle basi fondamentali per poter pensare criticamente e quindi cercare non di fare al meglio, di evitare
almeno nei limiti del possibile, gli errori più marcati, perché qui di infallibili io non ne ho conosciuti, compresi i cosiddetti maestri che ho avuto. Ecco, dicevo, serve a intrattenere un rapporto con i cittadini e con le amministrazioni, attraverso le amministrazioni poi con i cittadini. Credo che si riverserà su questa fase ulteriore di ripresa quel lascito di esperienza che c'era stata, che semplicemente dà voce a una necessità di colloquio, di confronto. I segretari comunali sono là che si arrabbiano, quella volta è vero, ogni comune aveva il segretario, adesso sono a scavalco, non so quanti comuni abbiano, perché bisogna fare gli sparagnini, risparmiano su queste cose che, va bene, non lasciamo perdere. E quindi la regione, attraverso, voi dite cosa volete che possa fare con la rivista? Attenzione che sono le cose che fanno rumore che si vedono, no? Ecco, si dice l'albero che cade fa rumore, però non si avverte che c'è una foresta che cresce. Esatto, c'è una foresta che cresce perché i comuni del Veneto sono 500 e passa, giusto? I poveri segretari comunali, i consiglieri, anzi si riabituano a prendere in mano qualche cosa di scritto e magari ricominciano a leggere, si pongono il problema di capire quello che leggono. No, e scusate se dico queste cose, sono fondamentali. Ecco. E quindi che cosa significa? Significa immergersi nella vita quotidiana e rendersi conto di quante ricchezze ci sono. Ci sono nel Veneto, non c'è dappertutto. Se voi osservate il dibattito proprio sul regionalismo, vi accorgete che parliamo lingue diverse. Anzi, per essere precisi, guardate, l'autonomia differenziata, mi sono deciso a riscrivere un libro, va bene, e interessa solo al Veneto, agli altri. Gli altri si sono trovati lì in mano una cosa, voi capite che la maneggiate e sembra che se la passino le altre regioni una con l'altra dicendo ma cosa mi hai dato in mano, cosa mi serve? Non la capisci. Perché? Perché è un problema che risale nella notte dei tempi. Qui voi sapete che prima c'è stata la Repubblica e dopo c'è stata Vienna. E Vienna, voi sapete che era la capitale di uno Stato che aveva una infinità di etnie, di lingue, problemi di coesistenza, di modi diversi di pensare, di ragionare. Queste cose qui o ci sono, appartengono al DNA, oppure non le puoi spiegare, non si imparano a scuola, se non c'è una tradizione interna e un atteggiamento che è il riflesso di un passato anche remoto. Ci ho riflettuto 1000 volte, io so che quando anche ne parlo e ne discuto, sì, le parole sono le stesse, ma la declinazione e i contenuti sono diversi. Ecco perché qui la rivista diventa un'occasione, come ho detto prima, per un dialogo che non è neppure a distanza, ma è in presenza oggi, in tempo reale. Discutevamo prima, adesso chiudo, intendiamoci, con il nuovo direttore, che è stato, posso dire Guido, il mio successore sulla cattedra, che fu di Livio Paladin, per cui prima ci sono succeduto io e adesso è arrivato lui, è un fuoriclasse. No, sì, di solito non si dice così, dovrei dire sì, va bene, io e invece lui, e invece no. Perché? Perché fa parte di quel dialogo, no? Costruttivo, quella riflessione e condivisione dei problemi, quell'essere animati anche da un sistema di valori che anche qui non lo compri al supermercato. Appartiene, fa parte di una storia. E allora quando il Consiglio regionale si è unico, per quello che mi risulta, in tempo reale, facendo una cosa seria, ha deciso di ricordare i 50 anni della Regione. Anche voi che siete i funzionari, fate una ricerca, andate a vedere. Se ne è dimenticata la conferenza delle regioni, che è uscita con 4 papers del tubo che non valgono niente, mentre noi abbiamo fatto il Consiglio regionale è stato regista della pubblicazione di 2 volumi che sono usciti presso la Marsilio e che hanno consentito, per la parte storica, di ricostruire 50 anni di vicende che si stavano disperdendo, ricordando le persone che hanno fatto parte dei supremi organi, come si dice, della regione, che altrimenti sarebbe andato al macero. E dall'altra parte abbiamo ricordato in modo particolare le figure
importanti che fanno la differenza. Livio Paladin, Feliciano Benvenuti, Giorgio Berti, Giorgio Pastori, Umberto Potocnik, che era da Vicenza, e poi anche Silvio Trentin, che era di San Donà di Piave, che nel 1924, quando è entrata in vigore una disposizione che sottoponeva i professori universitari, prima ancora del giuramento, a un certo regime, ha venduto tutto, è andato in Francia ed è tornato nel 1943, poi si è ammalato rapidamente e anche è morto. E stando all'estero ha scritto opere memorabili, straordinarie, che sono tuttora un punto di riferimento, e guardate, che non hanno però sfondato nel dopoguerra in Italia. E chi se ne è occupato si è fatto questa domanda: ma come mai il pensiero di Silvio Trentin, il suo straordinario insegnamento, soprattutto in un volume che io conosco a memoria, La crisi del diritto e dello Stato, è lasciato cadere? Già, il suo pensiero era intriso del principio del pluralismo e del principio autonomistico, e in un paese che invece è abituato tendenzialmente alle categorie del diritto pubblico tedesco e del come dice, pensiero unificante, unitario e dell'indivisibilità francese, non riusciva a far breccia. È da queste parti. E in nome del senso della sua libertà ci ha rimesso la vita, oltre ad aver testimoniato di che cosa significa essere interpreti di scelte che uno paga andandosene, abbandonando il paese per tempo, non scrivendo magari qualche elogio sulle leggi, come si dice, sulla razza, giusto, salvo riciclarsi dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Sono le robe che io non riesco a mandare giù. Vi dico sinceramente, ho una serie di libri con i nomi e i cognomi e ci sono dei padri della patria, mi dispiace, o fai prima l'antifascista o se me lo fai dopo non funziona, perché a quel punto no, non funziona, no, evito di fare i nomi perché, ecco, mi ricordo perché qui ci sono state queste testimonianze e è necessario, voi che siete funzionari delle amministrazioni, avete il privilegio e il dovere imperativo di farvi interprete di queste cose, di essere cinghia di trasmissione delle cose grandi che vanno lasciate in eredità alle nuove generazioni abbandonate a se stesse. Adesso chiudo perché altrimenti finisco per fare come un vecchio parroco, va bene, una orazione, poi sapete quando non trovo più la fine, la conclusione è il bandolo, perché non si ricorda neanche più le letture che ha fatto, la pagina del Vangelo oppure non so che cosa. Adesso fine della trasmissione, ma avete capito che dopo 40 anni non ho perso, non dico lo smalto che quello se n'è andato da tempo, ma l'entusiasmo per queste cose e per i luoghi dove noi stiamo, che non abbiamo costruito noi, che abbiamo ereditato e dobbiamo conservare per quelli che verranno. Questa è la dimostrazione di una sensibilità che ha certamente questa funzione, perché dentro una rivista circolano le idee, circola il pensiero, non circola la comunicazione. E qui chiudo augurandovi buon lavoro e scusate se sono stato lungo. Bene, grazie professor Bertolissi, che appunto rappresenta sia il passato ma anche il presente, ma dobbiamo pensare anche al futuro e quindi do la parola al professor Ivo Secchi, che è ordinario di diritto costituzionale, come ha ricordato il professor Bertolissi, presso l'Università di Padova, e che è il direttore scientifico della rivista. Prego, professore. Grazie dottore, grazie a tutti dell'invito. Per me è un grande onore essere qui a partecipare a questa iniziativa di rilancio della rivista Il diritto della regione, che non avrei mai immaginato un giorno di avere l'onore di dirigere come
è stato ricordato, dopo averla vista da giovane studioso, ricordo da dottorando all'Università di Firenze, che la vedevo questa copertina blu nello scaffale del Dipartimento Via Giusti, e era una delle riviste di diritto costituzionale delle autonomie territoriali sulle quali studiavamo di più, e quindi è per me davvero un grande onore questo coinvolgimento nella rivista e nella partecipazione alla giornata odierna. Una rivista che, come vedete, abbiamo tentato di rilanciare anche un po' nella sua veste grafica originaria, e di questo rilancio dobbiamo ringraziare anzitutto la Regione Veneto, la Giunta, il suo Presidente, il Consiglio regionale, il Presidente Ciambetti, che si sono fatti parte particolarmente attiva per questo rilancio, tutti i funzionari, gli amici, i colleghi che sono coinvolti nella realizzazione di questo progetto editoriale. Voglio citare per tutti, oltre al dottor Valente, che è stato parte promotrice di questa iniziativa, il dottor Alessandro Rotta, che è infaticabile coordinatore del nostro comitato di redazione, oltre che promotore di varie iniziative ospitate dalla rivista stessa. E tutti coloro i quali partecipano alle nostre iniziative, contribuiscono, e l'invito è rivolto anzitutto a tutti i funzionari della Giunta, del Consiglio, delle amministrazioni locali, a vario titolo coinvolti in questo progetto, e ai colleghi, agli amici. Abbiamo cercato di dare un taglio anche interdisciplinare, che a mio avviso è, pur tenendo ferma le origini della rivista come rivista di diritto costituzionale delle autonomie territoriali, abbiamo cercato di coinvolgere colleghi, esperti di diverse discipline, economisti, statistici. Ringrazio qui, cito per tutti, il professor Stefano Campostrini, che il collega della Ca' Foscari, l'amico collega della Ca' Foscari, col quale abbiamo promosso varie iniziative comuni ospitate dalla rivista, perché crediamo che questo approccio sia indispensabile alla comprensione dei fenomeni oggetto di approfondimento. Consentitemi qualche brevissima battuta sulla festeggiata, sulla rivista stessa, che come è stato ricordato affonda le sue radici in un momento storico delicato per le autonomie territoriali. Gli anni '80, si usciva, come è stato ricordato, dalla lunga stagione dell'inattuazione costituzionale, che era anzitutto l'inattuazione delle autonomie territoriali. Ecco, i principi costituzionali già contenuti nell'originario titolo V, a partire dall'articolo 5, principi fondamentali inattuati, come ricordato in quegli anni, e che quindi aveva limitato questa inattuazione la partecipazione democratica dei cittadini ai processi deliberativi, aveva impedito quell'articolazione in senso verticale del potere politico, che è un elemento essenziale del principio democratico, che si lega indissolubilmente anzitutto alle garanzie dei diritti e delle libertà contro ogni forma di accentramento, e poi al principio della separazione dei poteri in senso verticale. E quindi è significativo che una rivista, come ricordava poc'anzi il dottor Valente, che era nata in origine per commentare gli atti, l'operato del Comitato regionale di controllo, degli organi di controllo che erano previsti nel quadro del vecchio titolo V come retaggio di un decentramento autarchico. Non c'era una vera autonomia, c'era più un decentramento autarchico, e la rivista nasce per commentare l'operato, anzitutto per commentare l'operato di questi organi che oggi sono incompatibili con l'autonomia e con il nuovo titolo V. E invece la rivista diventa subito uno spazio pubblico di confronto, di dialogo, di valorizzazione delle autonomie territoriali, proprio perché il principio autonomistico, già a partire dall'articolo 5 della Costituzione, appena attivato dispiega i suoi effetti appieno, e quindi
diciamo, opera contro ogni forma di decentramento autarchico, e la rivista valorizzò subito, sin dalle origini, nonostante queste origini, nata in questo contesto, in questo quadro costituzionale diverso, meno favorevole, possiamo dire, all'autonomia, grazie ai suoi protagonisti diventò subito uno spazio di dibattito. Sono stati ricordati, ecco, nella quale noi oggi cerchiamo di dare un modesto contributo indegnamente, soprattutto nella scia negli ultimi anni del professor Mario Bertolissi, che è stato il principale artefice della riflessione scientifica più compiuta e più significativa su questi temi. E poi, anche quando è cambiato il titolo quinto, con la modifica, con la riforma del 2001, le promesse un po' contenute in questo titolo quinto non sono state ancora tutte mantenute, no? La grande novità, da un lato, della soppressione dell'interesse nazionale, che è stato nel vecchio titolo quinto lo strumento principale di controllo e di limitazione dei poteri regionali, soprattutto quando è stato trasformato anche nella giurisprudenza costituzionale da limite di merito azionabile davanti al Parlamento a limite di legittimità, con il quale, attraverso il quale dichiarare incostituzionali molte leggi regionali in contrasto con l'interesse nazionale stesso. Ma anche quando l'interesse nazionale è stato tolto, non ce lo dimentichiamo, è riemersa questa tendenza, diciamo così, all'accentramento, e soprattutto non è stato adeguatamente valorizzata l'altra grande novità del titolo quinto, cioè il principio di sussidiarietà, che sarebbe la forma specifica, stando alla Costituzione, di realizzazione del principio democratico, perché impone la allocazione delle funzioni amministrative a livello di governo più basso, più vicino al cittadino, privilegiando l'autonomia. Questo dovrebbe essere il criterio prescrittivo di distribuzione delle funzioni, che non è stato adeguatamente valorizzato. In fondo il titolo quinto esprime l'idea che è preferibile allocare la decisione politica a livello più vicino al cittadino, perché la possibilità del cittadino di incidere sui processi deliberativi a livello territoriale, a livello regionale e locale è maggiore di quanto non sia a livello nazionale. Quindi è un'idea profondamente legata al principio democratico, che ancora, per le ragioni che sono state anche oggi ricordate, non ha trovato pieno compimento. Poi le vicende degli ultimi anni sono a tutti note, le vicende, ripercorro brevissimamente, concludo fra un paio di minuti, concludo rapidamente ripercorrendo, ho cercato di ripercorrere le vicende delle autonomie territoriali che si intrecciano alle vicende della rivista che ha accompagnato questa evoluzione, e le vicende degli ultimi anni sono le vicende dell'emergenza permanente, l'emergenza economico-finanziaria, l'emergenza pandemica, l'emergenza bellico-energetica, che hanno dato nuovi strumenti di accentramento, nuovi argomenti per l'accentramento, che hanno nuovamente congelato il titolo quinto. Era ricordato soprattutto l'autonomia finanziaria e tributaria, perché la crisi, l'emergenza giustifica l'accentramento non solo delle competenze legislative, questo un po' si spiega forse, ma anche della finanza dei tributi, e questo si spiega meno perché a livello locale è più facile promuovere investimenti per favorire lo sviluppo economico e la ripresa. Quindi, diciamo così, quella differenziazione che era stata promessa dal titolo quinto non è stata ancora ricordata. Ecco perché il Presidente Ciambetti prima ce lo ricordava molto efficacemente. Autonomia e differenziazione non sono in contrasto con l'eguaglianza dei diritti costituzionali, anzi, l'articolo 3 sta assieme all'articolo 5. L'autonomia e la differenziazione, se ben praticate, ben realizzate, servono per innalzare il livello di garanzia dei diritti, adeguandoli ai contesti geografici, socio-economici e territoriali. E molte di queste promesse costituzionali non sono ancora state mantenute. Da ultimo anche la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa
ripresa e resilienza, il diritto dell'Unione Europea che spinge, io direi naturalmente, verso la coesione territoriale, l'applicazione uniforme dei principi del diritto dell'Unione Europea che sono, e delle risorse che mette a disposizione l'Unione Europea, che sono indispensabili, imprescindibili per uscire dalla crisi, ma deve fare i conti nella sua realizzazione col riparto di competenze, deve fare i conti nella sua attuazione, anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con le esigenze costituzionalmente imposte di autonomia e di differenziazione. Quindi la sfida di oggi è armonizzare la spinta alla coesione, all'uniformità, una delle sfide di oggi poste dal diritto dell'Unione Europea, con le tendenze alla differenziazione e all'autonomia insite nel titolo quinto. E davanti a queste sfide importanti e cruciali, direi quasi oggi per la nostra sopravvivenza, anche questa rivista, il rilancio di questa rivista, noi auspichiamo che possa essere un luogo di dibattito e di confronto aperto, non solo per il rilancio del diritto costituzionale delle autonomie territoriali, consentitemi di dire da professore di diritto costituzionale, ma soprattutto per il confronto e per il dibattito tra tutti coloro i quali credono, praticano, teorizzano e praticano l'autonomia, no? Perché Paolo Sarpi a Venezia ci insegna che l'autonomia non va solo teorizzata ma va soprattutto praticata, diceva. Un luogo di dibattito per tutti coloro i quali praticano l'autonomia e la concepiscono come stimolo alla responsabilità individuale e collettiva nell'esercizio dei diritti di cittadinanza. Grazie. Bene, abbiamo capito quanta carne al fuoco c'è, abbiamo capito anche le potenzialità che questo strumento che riparte può avere nel dibattito istituzionale, legislativo, nel dibattito che sicuramente affronteremo nei prossimi mesi, io mi auguro anche in velocità dopo la fine di aprile, inizio maggio, ma spazio anche per confronto, per dare voci anche a chi la pensa magari in maniera diversa e secondo me, permettetemi, l'ho appena accennato il professor Rigosecchi, anche un confronto con la legislazione europea che è sempre più condizionante per molte scelte che vengono fatte a livello nazionale ma anche a livello regionale. Quindi secondo me è veramente la possibilità per, ripeto, riaprire uno spazio che per molti anni è stato coordinato dalla Regione ma reso disponibile a tantissimi contributi e secondo me può veramente diventare un nuovo spazio di confronto su temi che il regionalismo sente e mette in pratica in continuazione, ma anche una modalità per migliorare la tecnica legislativa e questo da legislatore me lo pongo sempre come obiettivo per riuscire a fare leggi sempre più utili e con ricadute utili per i nostri cittadini. Mi chiuderei qui se non ho sbagliato a dire qualcosa o se dovete correggermi. Professor Bertolissi? No, per l'amor di Dio. Ricordavo al professor Bertolissi che uno dei primi incontri che feci quando ero al posto dell'amico Calzavara, appunto quando seguivo da assessore la rivista Il diritto della regione, era appunto con l'allora coordinatore e direttore della rivista Bertolissi, che appunto ebbi l'onore di conoscere nel 2010 in altri momenti, in altri ambienti, ed è sempre stato un confronto che ci ha arricchito vicendevolmente. Grazie e buon lavoro a tutti, perché tutti quanti siamo chiamati a contribuire a questa rivista.